Macroregione News. Endometriosi in Friuli Venezia Giulia, scende in campo DESPAR. Il mondo ha bisogno delle donne è l'iniziativa di Charity, quest'anno giunta alla 7ª edizione, che Aspiag Service promuove dal 20 febbraio al 7 marzo nei supermercati DESPAR, Eurospar ed Interspar del Triveneto e dell'Emilia Romagna, in occasione della giornata internazionale della donna e che coinvolge tutto il mondo DESPAR, dai dipendenti ai clienti. Le finalità della Charity in Friuli Venezia Giulia sono state presentate in una conferenza nella sede della regione a Udine. La raccolta fondi avviene attraverso la rotondamento degli scontrini proposto ai clienti e alle casse dei supermercati. Quello che verrà raccolto nei 160 punti vendita presenti in Friuli Venezia Giulia, territorio che si distingue per la sensibilità della clientela, verrà consegnato nelle mani di Sonia Manente, presidente dell'associazione Endometriosi, da molti anni impegnata a comunicare gravità e diffusione di questa patologia che in Friuli Venezia Giulia colpirebbe 26.000 donne, 3 milioni in Italia, vale a dire il 10% della popolazione femminile dai 15 ai 49 anni. Dati impressionanti di una patologia che consiste nella migrazione, per motivi ancora sconosciuti, di cellule proprie dell'endometrio in altri organi del corpo, provocando gravi astenie e dolori multiformi a seconda delle parti interessate. Ed ancora oggi la scarsa conoscenza di questa patologia induce molti a pensare, con l'eccezione ovviamente delle donne che la vivono, che si tratti di un semplice mal di pancia mestruale. Sì, esatto, non è solo un mal di pancia, perché quando un problema deriva o in commissione o è inserito nella parte intima di una donna, si pensa che sia semplicemente un mal di pancia, perché la mestruazione per tutti e per cultura è deve dare il senso che ci deve essere una sofferenza, e quindi il mal di pancia è contestualizzato. Quindi è per quello che uso questa espressione, proprio per far capire che non è così, nel momento in cui ci sono comprimissioni anche di organi e oltretutto che vanno anche ad essere danneggiati. Ma il dolore mestruale severo è un grosso problema. In altre nazioni è considerato ed è anche giustificato con assenze di malattia il dolore mestruale severo, attenzione, in altre nazioni. Senta, però lei continua a sottolineare, e la sua associazione continua a sottolineare, che questa malattia di cui soffrono tante donne è comunque sconosciuta, tranne che a quelle che soffrono di questa malattia. Sconosciuta in che senso? Ma sconosciuta perché di base c'è questa testata che copre il fatto che è solo un mal di pancia, e quindi non si va oltre. Come dicevo prima, dobbiamo aprire questo vaso di Pandora, effettivamente questo vaso di Pandora, perché va ad aprire tutta una serie di problematiche che appunto la donna, la coppia, la famiglia poi subisce nel corso della vita, no? La vita in questo caso, sociale, personale, fisica. La ricerca è un punto morto o ci sono dei risultati nella ricerca che sappiamo comunque viene fatta, e voi anche cercate in qualche modo di sostenerla? Purtroppo no, come diceva appunto l'europarlamentare Lizzi, non è così. Alla presentazione de Il mondo ha bisogno delle donne, Tiziana Pituelli, marketing manager DESPAR per il Friuli Venezia Giulia ed organizzatrice della Charity in questa regione, ha sottolineato che se si guarda ai dati statistici sulla diffusione dell'endometriosi e al fatto che nel gruppo Aspiag il 70% sono donne, si intuisce fino a che punto l'azienda possa esserne coinvolta. Grazie alla collaborazione con l'Università di Udine, come ha spiegato il professor Alessio Fornasin, che insieme al professor Fabio Barbone curerà la ricerca, parte del denaro raccolto nei punti vendita DESPAR servirà a continuare ed approfondire sotto il profilo statistico le indagini medico-epidemiologiche iniziate dall'Associazione Endometriosi, puntando sia sulle scuole per capire quante siano le giovani a rischio, sia sulle donne già alle prese con la patologia. L'assessore regionale Barbara Zilli ha ricordato che l'amministrazione del Friuli Venezia Giulia è stata la prima in Italia a riconoscere l'endometriosi come malattia che necessiti di una cornice normativa, di buone pratiche e di strumenti utili a fare in modo che non rimanga un problema singolo, ma di carattere sociale, vista la sua portata. Un plauso la Zilli l'ha fatto la DESPAR,
che sa far emergere concretamente quanto il Friuli Venezia Giulia sia in grado di fare nella solidarietà e nell'impegno sociale. L'europarlamentare Elena Lizzi ha informato dei risultati deludenti ottenuti con una interrogazione presentata insieme alla collega onorevole Luisa Regimenti alla commissaria europea per capire l'entità del fenomeno endometriosi in Europa. Dalle risposte ne risulta che ci sono stati dei progetti di ricerca, ma che i risultati non sono stati condivisi, non esiste una banca dati e di conseguenza non c'è una specifica strategia politica sull'argomento. Ma i temi sanitari, ne è convinta la Zilli, saranno sempre più importanti nello scenario delle scelte politiche e questo ci porta a non arrenderci, ma a rilanciare, partendo da progetti locali sull'esempio di quello che si va a fare in Friuli Venezia Giulia. La sfida è far capire quanto sia invalidante questa patologia, raccogliendo dati ed incentivando la ricerca. Sì, purtroppo, come spesso accade, scopriamo che la narrazione rispetto ai proclami ci riportano con i piedi per terra, ed è il caso anche della patologia dell'endometriosi, per la quale la Commissione europea ha dichiarato di non avere banca dati condivisi e di non avere intenzione in questo momento di fare una strategia. Questo a noi sembra piuttosto grave. Naturalmente il fatto di aver avuto questa risposta ci permette anche di fare il punto rispetto ai programmi che finora comunque di ricerca sono stati sostenuti, ma anche di diventare noi forza propulsiva per richiedere a gran voce che invece l'endometriosi sia posta come una priorità tra gli obiettivi dei programmi salute per il periodo 2021-2027. Siamo qui per questo e lo dobbiamo chiedere e pretendere. Fabrizio Cicero Santalena, coordinatore DESPAR per il Friuli Venezia Giulia, dicendosi sbalordito per i dati che indicano la diffusione dell'endometriosi sia in regione che in Italia, ha detto che DESPAR abbraccia convintamente la scelta di sostenere l'associazione di Sonia Manente, oltre a sostenere iniziative di informazione su che cos'è l'endometriosi. I fondi raccolti andranno a finanziare sia lo studio statistico universitario che attrezzature utili a diagnosticare la malattia. Sì, allora noi ci siamo avvicinati appunto all'associazione endometriosi grazie alla Sonia Manente, che ne è la presidente, e grazie al fatto che alcune colleghe ne soffrono e quindi ne siamo venuti a conoscenza. L'associazione è un'associazione molto attiva da quasi 20 anni sul territorio e cerca di sostenere la ricerca e l'attenzione verso questa malattia e verso le donne che soffrono di questa malattia. Bisogna fare ricerca e bisogna avere le attrezzature per poter diagnosticare questa malattia. Noi con questa raccolta cerchiamo di aiutare entrambe le cose. Una parte della raccolta verrà dedicata alla ricerca con l'Università di Udine ed una parte verrà dedicata, oltre alla promozione, al fatto di raccontare cos'è questa malattia, ma anche per poter acquistare attrezzature per avere delle diagnosi precoci, così da poter intervenire e migliorare la qualità della vita delle donne, perché purtroppo questa malattia peggiora notevolmente la qualità della vita delle donne. In periodo come questo noi ogni anno, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne, mettiamo in piedi delle iniziative che vanno proprio a supporto e a sostegno delle donne. Questa è una di queste. Sono convinto che i nostri clienti, che sono assolutamente generosi, ogni anno ci sorprendono, ci meraviglieranno anche questa volta. Euroregione News.